L'AICA intensifica i controlli contro l'evasione del canone di depurazione e fognario per le tante utenze non allacciate. Il Presidente della Regione Schifani ha incontrato il gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana dopo l'inchiesta che ha coinvolto l'ex segretario nazionale Cuffaro. L'onorevole Romano stamani interrogato dalla Procura della Repubblica di Palermo. Positivi riscontri dell'Ordine degli Architetti di Agrigento per il finanziamento da parte della Regione dei fondi per la riqualificazione edilizia urbana. Continuano gli incontri della campagna di sensibilizzazione verso gli anziani del progetto Io non ci casco, tappa alla UIL. Presentato oggi il Pirandello Fringe Festival che reinterpreta in chiave moderna l'opera di Luigi Pirandello, sabato al via la nuova stagione teatrale. Incidente mortale stamani lungo la strada statale 115 nella zona di Ribera. Ha perso la vita un motociclista, Stefano Brucoleri. Chiesto il rinvio a giudizio per il presunto custode delle armi della cosca mafiosa di Villa Sete e Porto Empedocle. A Ravanusa momenti di paura per il crollo di un tetto in un'abitazione. L'Akragas contro lo Scicli giocherà ad Aragona, il Casteltermini perde a tavolino la partita con l'Alcamo, Empedoclina e Cianciana avanti in Coppa Italia. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi giovedì 13 novembre. L'AICA intensifica la campagna contro l'evasione del canone di depurazione e fognario, verifiche e regolarizzazioni per le utenze non allacciate. Il servizio. Prosegue il piano di legalità e trasparenza avviato da AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, per garantire equità nel pagamento dei servizi idrici. Dopo la fase dedicata ai contatori, parte ora un progetto straordinario per individuare e regolarizzare le utenze non allacciate ai servizi di fognatura e depurazione, ma che usufruiscono di fatto della rete pubblica o di scarichi irregolari. Gli uffici tecnici e amministrativi, unitamente a una società che ci darà supporto informatico per la ricerca dell'evasione del canone di depurazione e fognario, stanno portando avanti un'attività di incrocio dei dati catastali, idrici e territoriali finalizzata a individuare tutte le posizioni non regolari. Secondo quanto affermato in un comunicato stampa dalla Presidente del CDA, Danila Nobile, è infatti inconcepibile che a titolo esemplificativo un comune di oltre 40.000 residenti risulti avere gli atti solamente 6.000 utenze allacciate con AICA, una sproporzione che evidenzia quanto il fenomeno dell'evasione e della irregolarità debba essere affrontato con determinazione. Attraverso il nuovo sistema di mappatura e verifica incrociata, l'AICA ristabilirà ordine, trasparenza, legalità, garantendo equità nei rapporti con gli utenti. Gli utenti interessati riceveranno pertanto una comunicazione formale di invito alla regolarizzazione, con un termine entro il quale sarà possibile aderire volontariamente. Decorso tale termine, l'azienda idrica agrigentina provvederà d'ufficio all'installazione dei contatori e all'attivazione delle utenze applicando le tariffe previste per legge. È una questione di giustizia verso tutti i cittadini che pagano correttamente i servizi, ha sottolineato la Presidente del CDA Danila Nobile e il Direttore Generale Francesco Fiorino. Non possiamo più tollerare situazioni di evasione o di utilizzo improprio delle reti pubbliche. Ogni risorsa idrica deve essere tracciata, ogni utenza deve contribuire secondo le regole. L'iniziativa mira anche a potenziare il controllo dei flussi idrici e la corretta contabilizzazione dei volumi trattati nei depuratori, nell'interesse ambientale e sanitario del territorio. Non è una campagna punitiva, precisa la Presidente Nobile, ma un percorso di equità perché chi usa un servizio pubblico deve contribuire alla sua sostenibilità. Solo così potremo migliorare le reti, investire in nuove infrastrutture e garantire un'acqua più pulita per tutti. Il governatore Renato Schifani ha incontrato i deputati del gruppo della Democrazia Cristiana all'Assemblea siciliana per un confronto dopo la decisione di revocare le deleghe ai due assessori democristiani alla luce delle vicende emerse nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo che ha chiesto l'arresto di Totò Cuffaro,
che si è dimesso da segretario, e del capogruppo all'AS Carmelo Pace, accusati di associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti. I parlamentari hanno ribadito pieno e convinto sostegno all'attività del governo all'AS, la totale lealtà e la presenza costante a supporto del percorso politico e legislativo intrapreso dal presidente Schifani, rinnovando piena fiducia al suo operato. All'incontro hanno partecipato Ignazio Abate, Nuccio Albano, Carlo Auteri, Salvo Giuffrida, Serafina Marchetti e Andrea Messina. Da parte del governatore il gruppo ha riscontrato piena apertura e condivisione sui temi affrontati nell'incontro odierno, dimostrando grande vicinanza alle istanze rappresentate dai deputati. Si legge in una nota: prendiamo atto della piena disponibilità dimostrata dal governatore Schifani. Auspichiamo che lo stesso valuti positivamente la lealtà e la costante disponibilità che abbiamo dimostrato al governo e che il percorso futuro possa esplicarsi nel rispetto reciproco dei propri ruoli istituzionali, rafforzando l'azione di governo a beneficio della Sicilia. Il gruppo parlamentare della DC all'ARS guarda con fiducia al futuro, impegnandosi quindi a continuare a fornire il proprio contributo costruttivo e leale all'azione del governo regionale. E stamani al via gli interrogatori della Procura della Repubblica di Palermo sulla mala sanità. È stata la volta dell'onorevole Saverio Romano, che ha affermato un meccanismo che non funziona. I colleghi di Palermo lo hanno intervistato. Avete visto la canea che si è abbattuta nei miei confronti. Ovviamente il magistrato fa il suo lavoro, questa è una legge che consente ovviamente il disvelamento di alcuni fatti. Io ancora stento a capire l'episodio che mi viene contestato, lo chiariremo col giudice, ma quello che è avvenuto sui social, quello che è avvenuto nei giornali che mi riguarda, mettendo insieme un purpurri che non mi riguarda ovviamente, sembra il tema di un fatto che ha poco a che vedere con l'accertamento della verità. E io sono una di quelle personalità politiche che si è maggiormente esposto per cambiare un sistema come quello attuale. Lo dico in due parole così ci comprendiamo. Secondo voi è normale che il mondo intero, per un cittadino qualsiasi, sappia di contestazioni che riguardano una legge che abbiamo voluto noi, per carità, che è quella che oggi ci vede presenti ad un interrogatorio del GIP, ma non dovevano essere blindate le attività investigative? Quello che è avvenuto in questi giorni è una sentenza di condanna irrevocabile, della quale nemmeno voi sapete realmente come stanno le cose, perché io sfido un solo giornalista, non una persona della strada che poi ha il diritto di lamentarsi, di imprecare, di chiedere la mia morte, perché nei social è successo pure questo. Io sfido un giornalista, uno di voi che ha letto l'informativa, di comprendere realmente di cosa mi si accusa. Da quando è entrata in vigore questa legge, il numero delle richieste di arresto si è duplicato. Io non faccio nessuna considerazione. Nessuna considerazione. Il numero delle richieste di arresto si è duplicato. E siccome il dato è soltanto quello dell'agosto 2024, perché ancora i dati non ci sono, in 4 mesi, io immagino che ci sia dentro questa legge un meccanismo che funziona poco. Ecco. Quindi quando io parlo di interventi sulla riforma della giustizia, eccetera, mi riferisco a questi aspetti che riguardano i cittadini, non Saverio Romano. Dopodiché io sto subendo delle conseguenze enormi rispetto ad un dato, ripeto, che non è nemmeno chiaro a voi e che poi magari sarà chiarito, ecco, anche in questa sede, per carità. Quindi non voglio puntare il dito su questo o quell'aspetto. C'è qualche cosa che non funziona, non vi sfugge, perché voi siete persone che hanno preparazione, cultura, intelligenza e onestà intellettuale, e se date uno sguardo a ciò che è avvenuto nei social comprenderete che siamo già alla sentenza irrevocabile di condanna
soltanto su cose che non si conoscono. La Regione investe nella riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio edilizio siciliano, stanziando 45 milioni di euro dal Fondo Sicilia per finanziare gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico e di efficientamento energetico del costruito, il parere dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. La Regione Siciliana investe nella riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio edilizio siciliano, stanziando 45 milioni di euro dal Fondo Sicilia al fine di finanziare gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico ed efficientamento energetico del costruito. Rilanciare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ha affermato il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, significa segnare una chiara inversione di tendenza sulle errate politiche di governo del territorio adottate negli ultimi 60 anni in Sicilia, politiche che hanno prodotto una abnorme espansione edilizia certamente sovradimensionata rispetto al reale fabbisogno abitativo, un notevole consumo di suolo e il contestuale svuotamento dei nostri centri storici sempre più abbandonati al degrado. I contributi sono riconosciuti nella misura del 50% delle spese sostenute, con massimali pari a 25.000 euro per edifici unifamiliari autonomi e 20.000 euro per unità immobiliari collocati in edifici da 2 a 8 abitazioni. I contributi si riducono a 15.000 euro per ciascuna unità collocata in edifici con più di 8 abitazioni. Le risorse stanziate sono suddivise in 3 anni, pertanto saranno disponibili 15 milioni di euro per ciascuno dei prossimi 3 anni, 26, 27 e 28, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico del costruito, in linea con le direttive europee sulla decarbonizzazione del parco immobiliare e sulle case verdi. Le modalità attuative che disciplineranno gli interventi e le spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande saranno definite con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore alle infrastrutture e mobilità di concerto con gli assessori all'economia, territorio e ambiente. Invitiamo pertanto i gruppi parlamentari regionali, conclude Rino Lamendola, ad approdare all'unanimità questo disegno di legge, lasciando da parte divisioni politiche, in quanto può costruire un nuovo prezioso strumento per stimolare da un lato la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e dall'altro un ripopolamento dei nostri centri storici, fondamentale per consolidare le radici culturali della nostra comunità. E presso la sede del sindacato UIL si è svolto ieri un nuovo incontro del progetto Io non ci casco nipoti digitali, che ha visto un'ampia partecipazione degli iscritti, tra cui i pensionati. Oggi coinvolti nell'iniziativa Nipoti Digitali i sindacati, qui presso la sede della UIL. Io non ci casco approda la sua prima tappa di questa nuova avventura del 2025 nella sede della UIL, perché anche qui abbiamo pensato di portare il nostro messaggio di sensibilizzazione nell'associazionismo del territorio, quindi la UIL è uno degli enti, soprattutto per quanto riguarda il tema del patronato, dei servizi in generale, che ha stretto contatto con i pensionati, e proprio qui vogliamo lanciare il nostro messaggio di fare attenzione alle truffe. Quindi i nonni che partecipano e frequentano questo luogo possono essere, diciamo, anche loro vittime di truffa, e attraverso il progetto Io non ti casco del Comune di Agrigento e questo momento di sensibilizzazione oggi facciamo proprio una giornata grazie alla presenza delle forze dell'ordine, che ci daranno spunti necessari e importanti per evitare questo. I nipoti digitali anche qui protagonisti, perché la segreteria generale della UIL ha coinvolto anche i nipoti, e sarà un momento e un'esperienza importante da fare oggi. Ci saranno altri appuntamenti, vero? Assolutamente sì, continua il nostro tour nelle scuole della città, negli istituti comprensivi, ma poi saremo anche presenti nella CGL, nella Confcommercio, nella CNA di Agrigento. Insomma, c'è un fermento positivo per cercare di sensibilizzare il più possibile i nonnini ad evitare che questi truffatori, questi malfattori continuano ad fare danno non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sensibilità, dal punto di vista sociale. Segretario, oggi un incontro di Io non ci casco qui alla UIL di Agrigento per sensibilizzare tutti gli organi competenti del vostro sindacato, non ultimo anche quello dei pensionati a cui è rivolto il progetto.
Sì, abbiamo condiviso il progetto sponsorizzato e portato avanti dal Comune con tanti altri partner, tra cui i Carabinieri, e la Polizia Postale e altre associazioni, proprio per evitare le truffe alle persone anziane. C'è le truffe che vengono fatte tramite internet, le truffe che vengono fatte attraverso il digitale. Quindi viene sviluppato questo momento di formazione tra i giovani, i cosiddetti nipoti, che debbono aiutare gli anziani, i nonni, a conoscere bene internet, a conoscere bene i social, a cercare di evitare le truffe e a cercare di evitare anche di comprendere le fake news dalle notizie reali. Quindi oggi è un momento importante, abbiamo sviluppato oggi pomeriggio un ragionamento proprio per cercare di migliorare questa comunicazione. La WIL in realtà già aveva sviluppato progetti analoghi e simili in passato attraverso l'ADA, dove diversi anziani avevano fatto dei corsi proprio per conoscere il mondo di internet, il mondo dei social. Continuiamo per questa strada e quindi siamo ben lieti di ospitare questa iniziativa. Abbiamo visto un'ampia partecipazione all'evento. Sì, appena abbiamo divulgato la notizia, i nostri cosiddetti anziani o meno giovani hanno condiviso l'opportunità di partecipare. Quindi penso che ne faremo altri incontri, magari non nella nostra sala, ma magari in qualche sala più grande, proprio per condividere questo percorso di formazione. Sì, oggi pomeriggio siamo alla WIL per parlare di truffe agli anziani, proprio con un gruppo di anziani per potergli dare tutti i consigli necessari per prevenire le truffe e raggiri. È un momento importante di confronto, anche perché i sindacati come le parrocchie, come le comunità in cui racchiudono diversi cittadini dell'età anziana, si riesce a condividere, quindi a confrontarsi su questo aspetto. Infatti proprio si sta parlando proprio di questo, della realtà in cui viviamo, che è appunto caratterizzata da molte situazioni di truffe, non solo digitali, ma anche di presenze presso le proprie abitazioni di persone che vanno a trovare gli anziani in solitudine. Uno dei tanti casi che abbiamo infatti aiutato una persona anziana, un 87enne che vive sola e purtroppo senza familiare a supporto, si è visto arrivare diverse bollette significativamente alte che alla fine non coincidevano con l'effettivo consumo dell'energia stessa, e quindi si è rivolto presso gli uffici ad hoc di Agrigento per chiedere appunto questo aiuto. Sostanzialmente abbiamo analizzato il contratto e abbiamo visto che non era stato inserito all'interno del mercato tutelato, e abbiamo scoperto pure che lui aveva stipulato questo contratto telefonicamente, quindi anche lì trasparenza contrattuale inesistente, e quindi facendo anche rete con gli uffici presenti qui alla WIL Agrigento, quali CAF e Patronato, siamo riusciti non soltanto ad inserirlo all'interno del mercato tutelato dell'energia previsto appunto per gli over 75, ma anche per persone vulnerabili, ma siamo riusciti anche ad aiutarlo usufruendo di tutti quei bonus che spettavano a lui come di diritto. Invece tu? Come operatori volontari cerchiamo di sensibilizzare l'intera comunità che comunque viene qui a chiederci un aiuto, cerchiamo di aiutarli facendo rete, come ha detto la mia collega, e utilizzando quelli che sono i molteplici servizi offerti dal nostro ente, e cerchiamo di diffondere sempre informazioni corrette e pratiche giuste che gli anziani, ma cioè anche persone vulnerabili che si rivolgono a noi, dovrebbero esserne a conoscenza. Presentato oggi il Pirandello Fringe Festival, che reinterpreta l'opera di Luigi Pirandello in chiave contemporanea, offrendo ai giovani artisti l'opportunità di partecipare tramite un bando pubblico. L'iniziativa fatta al Teatro Pirandello in collaborazione con il Polo Universitario di Agrigento, il Teatro Stabile di Catania e il quotidiano La Sicilia. Noi abbiamo seguito la conferenza stampa. Presidente, una nuova iniziativa che dà l'input per la nuova stagione teatrale che partirà sabato. Sì, un weekend importante per il Teatro Pirandello, perché come dice lei sabato prende avvio la nuova stagione teatrale 2025-26 e oggi
un prodromo, stiamo presentando uno dei 3 progetti speciali che avevamo già per grandi linee illustrato in sede di presentazione del cartellone, progetti speciali ideati e curati dalla direttrice artistica Roberta Torre. Oggi entriamo nel cuore di uno di questi 3, il Pirandello Fringe Festival, che è un progetto che si innesta nel solco che aveva già tracciato questa governance, cioè quella di avvicinare sempre più il teatro alla città, creare una vera e propria simbiosi tra teatro e città, un teatro quindi che esce fuori dalle proprie mura e che va nei luoghi della città a portare la propria attività. Tutto questo e anche questo aspetto è in linea con quello che sino adesso abbiamo fatto, avviene con le collaborazioni istituzionali di primissimo livello, a cominciare dal Polo Universitario di Agrigento, il Teatro Stabile di Catania, il Quotidiano La Sibile di Catania, il Quotidiano La Sicilia e tutta una serie di personaggi, di professionisti di altissimo livello che verranno ad Agrigento a tenere delle masterclass, così come concordato con la nostra direttrice artistica. Insomma, un bel progetto che lancia il teatro. Parliamo di questa iniziativa che interessa il Teatro Pirandello verso la formazione professionale dei giovani, con al centro appunto il drammaturgo agrigentino. Sì, il Pirandello Fringe Festival è un laboratorio teatrale dove ragazzi e compagnie si iscriveranno, faranno delle proposte al teatro e attraverso dei corsi di drammaturgia, dizione ed altre forme d'arte metteranno assieme uno spettacolo teatrale che poi a fine del percorso del Fringe Festival verrà messo in scena. Quindi è un'opportunità per i nostri giovani, per chi si avvicina al teatro, per poter esprimere la propria arte e per poter dare l'opportunità di avvicinarsi alle attività teatrali. Parliamo della stagione teatrale, della nuova stagione che partirà sabato. Sì, con grande entusiasmo sabato e domenica cominceremo questa nuova stagione teatrale del Teatro Pirandello, targata Roberta Torre, e ospiteremo uno spettacolo della compagnia Finzi Pasca di Zurigo, Svizzera, che porterà in scena lo spettacolo Prima Face, quindi uno spettacolo che sta girando tutta Europa, che affronta un tema importante, il tema della violenza, ma in chiave artistica a 360 gradi. Proseguiremo con lo spettacolo a fine mese di Massimo Ghini, Il Vedovo, per poi andare sullo spettacolo natalizio, il musical A Christmas Carol, che è di produzione romana. Poi avremo a gennaio Marisa Laurito, poi ci sarà l'Otello di Giorgio Pasotti e tante altre iniziative che insieme a questi progetti speciali che abbiamo portato oggi, il primo si concretizza, offrirà, spero, al nostro pubblico un'offerta culturale completa. Io vorrei che passasse il messaggio che il Fringe Festival è un'operazione importantissima per un autore come Pirandello, che è giustamente sacralizzato. Questo uscire fuori dai luoghi canonici, entrare nelle strade, lavorare con i giovani, attualizzarlo, contemporaneizzarlo, è una idea di Roberta Torre, e ringrazio anche la Sicilia e il Teatro Stabile di Catania che partecipano a questo evento. È un'idea che può davvero dare nuova vita all'opera pirandelliana, non che ne abbia bisogno, però vedo che le nuove generazioni, per esempio, riscoprono, grazie a operazioni del genere, autori come Shakespeare. Ecco, Pirandello, per tutta la sua opera, il problema dell'identità in un periodo in cui siamo con queste identità digitali, per tutto il suo lavoro sul metateatro, è un autore che da questo punto di vista può essere veramente riscoperto per le nuove generazioni ed ha una importanza della quale ancora non ci si è resi conto. Quindi lavoreremo in questo senso.
Io da parte mia ringrazio tutti, il dirigente è un posto meraviglioso dove fare una cosa del genere, quindi l'idea di fare un fringe, cioè un luogo così ai margini e quindi entrando nella città, credo che sia una grande operazione che Pirandello senz'altro merita. Siamo con la nuova direttrice del Teatro Pirandello, ecco una stagione che partirà sabato prossimo, ma intanto oggi si organizza una nuova attività culturale. Allora sì, parliamo del Fringe Festival, un festival che dà spazio a nuove drammaturgie, a nuovi autori. Ci sarà uno stage molto importante di drammaturgia condotto da Ottavio Cappellani. Questo è un progetto che nasce in collaborazione con l'Università di Agrigento, con il Teatro Stabile di Catania e con la Sicilia di Catania. Quindi abbiamo cercato di fare un'unione, una coesione di varie forze per dare la possibilità a 15 nuovi autori di lavorare sull'opera di Pirandello, quindi di lavorare sulle novelle di Pirandello e di mettere in scena gli esiti di questo progetto in vari luoghi della città di Agrigento, luoghi iconici, luoghi storici. Quindi tra maggio e giugno verranno messe in scena gli esiti di questi stage e ci sarà una giuria popolare che deciderà il vincitore di questa rassegna e al vincitore, che sarà uno, verrà data la possibilità di mettere in scena il suo progetto nella stagione teatrale 26-27, quindi la prossima stagione. Sarà una possibilità di formazione, cioè io credo molto che il territorio possa essere fertile per far nascere nuovi autori, nuovi drammaturghi. Del resto un territorio come quello agrigentino ha dato i natali a personaggi molto illustri. I geni di questa meraviglia saranno rimasti, secondo me, anche nelle nuove. L'Università di Palermo e il Polo Territoriale Universitario di Agrigento sono felici di abbracciare questa collaborazione con il Teatro Pirandello. C'è stato un bellissimo dialogo con la direttrice del teatro, la regista Roberta Torre, per cui è nata questa iniziativa che coinvolge l'università in maniera molto interessante e profonda. Il Pirandello Fringe Festival è un'attività, un'iniziativa che vuole coinvolgere gli aspiranti attori, scenografi e l'Università di Agrigento vuole promuovere questa azione di apertura del teatro alla città. Abbiamo impegnato i nostri dottorandi di ricerca e coinvolgeremo tutte queste gli attori, i docenti della masterclass e gli studenti, coloro che parteciperanno proprio all'interno delle nostre aule per formarsi attraverso queste figure importantissime del cinema. Poi devo dire, in questa azione di apertura alla città l'università ha contribuito selezionando dei luoghi in una sorta di mappa pirandelliana che rendono evidente il rapporto di Pirandello con la città, ma soprattutto hanno lo scopo di rimettere in discussione alcune parti della città che sono veramente molto importanti, e questo è il teatro, la narratività insita nel teatro e la letteratura possono farlo, ridare un nuovo senso ai luoghi e far rinascere così la nostra Agrigento. Generazioni. Linea alla regia per la pubblicità. Il Malato Immaginario apre la stagione teatrale al Palacongressi di Agrigento. Le interviste. Siamo felicissimi, una serata memorabile, abbiamo aperto la stagione nel migliore dei modi con uno spettacolo colto ma soprattutto umoristico, comico, la gente si è divertita molto e dobbiamo dire che meglio di così non potevamo cominciare, che non finisce qui, anzi è appena cominciata e abbiamo 3 date, almeno sino alla fine dell'anno, al 2025, da suggerire e da consigliare al nostro pubblico. Intanto il 20 di novembre ci sarà il Sindaco Pescatore, uno spettacolo straordinario dove Ettore Bassi niente di meno recita da 9 anni e quando uno spettacolo gira per 9 anni è il caso di vederlo. Ci teniamo molto a questo spettacolo proprio per dimostrare ancora una volta che l'impegno civile fa parte del nostro lavoro. È vero che è bellissima la commedia come stasera, è bello anche potersi rilassare, ma è importante pure lavorare su quello che succede intorno a noi. Dopodiché passeremo a 2 spettacoli incredibili, 2 spettacoli di grande respiro con 2 compagnie grandi, 2 allestimenti importanti. Uno è il
2 dicembre con il Fu Mattia Pascal, con la regia di Marco Tullio Giordana, regista dei 100 Passi e della Meglio Gioventù, uno spettacolo cinematografico con un grande Geppi Greieses. Adesso sto leggendo dappertutto notizie bellissime perché lo spettacolo è a Roma e dopo verrà qui ad Agrigento, un grande onore. E dopo avremo invece il Macbeth l'11 di dicembre. Non vi diciamo quello che faremo nel 2026 perché ci piacerà raccontarvelo nel tempo. Oggi prendiamoci questo bel successo che è dovuto soprattutto al pubblico del Palacongressi, sempre più esigente, sempre più numeroso, ma soprattutto al nostro grande mega direttore Roberto Sciarratta, che ci sta dando la possibilità di dare alla nostra città, al nostro territorio davvero un incredibile ventaglio di possibilità creative e culturali che rimarranno, credo, impresse nel tempo di questa nostra città. Come molte cose di Molière, sembra scritto veramente l'altro ieri. In questo caso Molière si scaglia contro la medicina e soprattutto i ciarlatani della medicina, che fra l'altro ai loro tempi abbondavano anche allora. Io sento notizie e al telegiornale di gente che si spaccia per chissà che, combina danni, e lo spettacolo parla di questo, parla di un malato immaginario che ha le prese con diversi medici, con diversi farmacisti che gli spillano soldi a non finire, e mi pare insomma storia di oggi. E la cosa importante da dire è che questa è una regia di Salvo Ficarra, che non è che bazzichi tanto il teatro, soprattutto come regista, per cui è importante andare a vedere che cosa ha combinato quel monellaccio col quale ci siamo divertiti, devo dire, come due bambini di 6 anni a fare questo spettacolo. E ho trovato una persona molto preparata, molto ben disposta e soprattutto un compagno di lavoro eccezionale, lo adoro, ecco, lo dico, lo amo, ecco, dichiaro il mio amore per Salvo Ficarra. Abbiamo ridebuttato a Siracusa, adesso stasera siamo ad Agrigento, domani saremo a Caltanissetta, dopodiché andremo a Palermo al Teatro Al Massimo a fare lì 2 settimane di repliche, e anche lì è sold out, come so che è sold out, tutto esaurito qui e a Caltanissetta. Dopodiché lo riproporremo a Catania, in altre piazze che ancora si devono definire, e a gennaio andremo ma al nord proprio, Friuli e roba del genere. Passiamo ora alla cronaca. Un motociclista è morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115 in località Giardinallo, nei pressi del bivio per la località balneare di Seccagrande a Ribera. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un camion. A perdere la vita è stato un 40enne riberese, Stefano Bruccoleri, alla guida del mezzo a 2 ruote. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Come comunicato dall'ANAS, la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni lungo la strada statale 115 al chilometro 141,900. Chiesto il rinvio a giudizio del presunto custode delle armi della famiglia mafiosa di Villa Seta. I magistrati della direzione distrettuale antimafia di Palermo hanno avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Alessandro Mandracchia, 47 anni, arrestato dai carabinieri lo scorso anno in un blitz del comando provinciale di Agrigento collegati alle attività di indagini contro i clan mafiosi di Villa Seta e Porto Empedocle. L'agrigentino, operatore ecologico, è accusato di detenzione, porto di armi comuni da sparo e da guerra e munizioni, detenzione e porto di un'arma clandestina, ricettazione di una pistola e utilizzo di denaro di illecita provenienza. La prima udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 4 dicembre davanti il giudice Lorenzo Chiaramonte. La sua posizione era stata separata da quella degli altri 52 imputati a causa della mancata notifica di un avviso al suo avvocato. Nel corso della perquisizione in località Fondacazzo, all'esterno di un terreno di proprietà dell'uomo, è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale. Armi e munizioni erano state nascoste tra la vegetazione e un albero abbattuto all'interno di 2 bidoni. Una pistola mitragliatrice calibro 9 con 2 caricatori vuoti, uno e con 20 cartucce inserite calibro 9
per 19, un revolver Taurus con matricola punzonata, un revolver Smith & Wesson, risultato oggetto del furto consumato il 20 novembre in un'abitazione di Racalmuto, una pistola priva di marca e matricola, una pistola mono, colpo, una granata fatta brillare dagli artificieri perché ritenuta molto pericolosa, 19 cartucce calibro 22, 63 cartucce calibro 9, 37 cartucce calibro 38 Special, 2 cartucce calibro 7,65, 40 cartucce calibro 9x19. Aveva trasformato un'abitazione disabitata da anni nel centro storico di Agrigento in una centrale di stoccaggio e confezionamento di cocaina e per consegnare le dosi di droga si spostava con un ciclomotore elettrico. Non l'ha fatta franca grazie all'attività di contrasto al traffico e consumo di stupefacenti disposta e coordinata dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo. I poliziotti della sezione volanti della questura che tenevano d'occhio l'indagato sono entrati in azione. Un 26enne di nazionalità tunisina è stato arrestato perché trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento delle dosi, sequestrata la somma in denaro contante di 750 euro, deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, già recidivo, è stato anche denunciato per guida senza patente mai conseguita, il mezzo è stato sequestrato, l'indagato dopo le formalità di rito su disposizione del sostituto procuratore della Procura di Agrigento è stato accompagnato nella sua abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari. Momenti di paura nella notte in via Sicilia Ravanusa per il crollo di una grossa porzione del tetto di un'abitazione di proprietà di una sessantenne del luogo, calcinacci e detriti hanno danneggiato un'autovettura Alfa Romeo parcheggiata nelle vicinanze della palazzina. Il crollo ha interessato anche il piano sottostante e la strada. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Canicattì, il personale dell'Enel, i carabinieri della stazione cittadina. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell'area interessata e dei successivi controlli per accertare le cause del cedimento dell'abitazione. 5 sbarchi a Lampedusa e 1 a Lampione con 95 migranti complessivamente arrivati dalla mezzanotte alle 18 nelle isole Pelagie. All'hotspot al momento ci sono più di 200 ospiti che verranno trasferiti svuotando la struttura di Contrada Imbriacola con il traghetto in direzione di Porto Empedocle. Questa mattina i militari delle Fiamme Gialle hanno rintracciato sull'isolotto di Lampione 3 tunisini che, stando ai loro racconti, erano arrivati sull'isola minore martedì pomeriggio e che per circa 16 ore sono rimasti in attesa che qualcuno si accorgesse di loro. La mia costa, e questo è il tema di un progetto di sensibilizzazione rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie nelle province di Agrigento e Trapani che fanno parte del GALP FLAG Il Sole e l'Azzurro in collaborazione con l'associazione ambientalista Mare Vivo. Le interviste. Questa è un'iniziativa che punta ancora una volta sulla sensibilizzazione evidentemente nei confronti dei nostri ragazzi che sono delle spugne in questo momento, per usare proprio un termine marinaro. Ma, forse è pesante dirlo, ma il fallimento degli adulti, perché abbiamo la grande responsabilità di avere trasportato il pianeta in un momento difficile, oggi vede i giovani al centro di un rilancio della condizione ambientale che non significa più solo tutela, ma significa uno sviluppo sostenibile sia dell'economia, nella tutela dell'ambiente e nel rispetto di una società civile. Sono proprio i ragazzi, quindi i loro insegnanti, ad avere il ruolo determinante nel poter cambiare la rotta di un paese che, lo sappiamo, lo vediamo, non sta più bene. Questa iniziativa voluta da Mare Vivo, ma voluta negli anni, perché si inserisce insieme a una grande quantità di iniziative che vogliono raggiungere i ragazzi, lavora proprio in questa direzione, poter dare quelle basi ai giovani
per poter muoversi in una maniera sostenibile. Ma questo non deve essere fatto in una maniera didattica, didascalica, ma deve essere visto come gioco, come coinvolgimento, fare diventare i giovani una parte attiva in questo. Oggi non vogliamo lamentarci come abbiamo sempre fatto con i giovani parlando di un paese inquinato, di risorse a mare depredate, di problemi molto grandi, di rifiuti e di plastiche, ma vogliamo cominciare a raccontare la bellezza di un mare splendido che poi Sciacca ha in maniera eccellente. Abbiamo sviluppato negli anni scorsi, proprio io ne ero il responsabile, ricerca sui banchi dello Stretto di Sicilia, tra cui il Banco Gram, in cui sorge Ferdinandea, ricca di una biodiversità spettacolare, per la quale l'Italia vuole realizzare un'area marina protetta, l'UNESCO realizzarne un patrimonio dell'umanità e un sito di protezione dell'ambiente da parte dell'Unione Europea. Questa biodiversità incredibile va raccontata perché i giovani vanno educati al bello, non al brutto. Poi, ovviamente, spiegargli che tutto ciò può essere distrutto anche da una cicca di sigarette buttata per la strada, da un sacchetto buttato a mare o una bottiglia di birra non messa in un giusto contenitore. Cosa significa per Mare Vivo questa partnership con il GALP? Diciamo che Mare Vivo è presente all'interno del ex GAC e poi FLAG, adesso GALP, proprio sin dalla Costituzione. Pensiamo di essere stato in qualche modo una sorta di valore aggiunto della coalizione nata ormai nel 2015. Diciamo che abbiamo affrontato in questo decennio parecchie attività, parecchie campagne, sia direttamente come associazione, sia con il coinvolgimento adesso il Galpesca. Nella fattispecie oggi andiamo a presentare un progetto che prevede il coinvolgimento di tutti gli istituti comprensivi esistenti nel territorio, che va compreso da Campobello di Mazara e Porto Empedocle. Saranno centinaia e centinaia gli studenti coinvolti in due progetti diversi. L'obiettivo qual è? È sempre lo stesso, cercare di sensibilizzare la nuova generazione a mantenere un pianeta pulito. Ci occupiamo soprattutto di mare, ma quando parliamo di pianeta pulito parliamo anche di pesca sostenibile, parliamo anche di abituare appunto la nuova generazione ad evitare gli errori che noi adulti purtroppo abbiamo commesso e continuiamo a commettere. Quindi diciamo sempre che noi adulti abbiamo veramente fatto un grandissimo danno a questo pianeta, però abbiamo l'obbligo di aiutare la nuova generazione e le aiutiamo attraverso queste campagne, attraverso queste azioni, facendo sì che loro possano diventare non come noi veramente tra virgolette dei delinquenti, perché abbiamo distrutto il pianeta. Speriamo invece loro di farli diventare proprio dei guardiani del pianeta. Nella fattispecie vorremmo farli diventare dei guardiani della costa, la costa del Galpesca, che va appunto, dicevamo, da Campobello di Mazara fino a Porto Empedocle, e Sciacca si trova al centro. Ingegnere, l'importanza di questo rapporto tra il GALP e Mare Vivo? Sì, no, perché noi vogliamo coinvolgere nuove generazioni sia per salvaguardare il nostro territorio, sia per valorizzare il prodotto ittico, e quindi Mare Vivo, che è un'associazione ambientalista che conosce bene il nostro territorio, che va, come sapete, da Campobello di Mazara a Porto Empedocle, e ci consentirà di coinvolgere le scuole elementari e medie in questo progetto di sensibilizzazione ed educazione ambientale e alimentare, che ha l'obiettivo appunto di coinvolgere nuove generazioni nella salvaguardia nel nostro territorio e far conoscere alle nuove generazioni le qualità organolettiche del nostro prodotto. Anche perché i ragazzi, i bambini e gli adolescenti in questa fase sono quelli che possono apprendere meglio di altri. Sì, sicuramente possono recepire e migliorare la situazione attuale, che chiaramente con il cambiamento climatico ha creato una serie di difficoltà. Purtroppo noi ormai abbiamo delle abitudini che è difficile sradicare, invece se noi in questa maniera riusciamo a focalizzare i nostri interventi sulle nuove generazioni, sicuramente apporteremo delle migliorie al nostro territorio. Assessore, Sciacca è il comune capofila di questo GALP. Che importanza attribuisce anche al valore educativo di questo
di questa partnership tra il GALP e Mare Vivo? Sciacca è comune capofila di un GALP che è uno dei migliori in Sicilia, questo è stato certificato più volte dalla regione siciliana, quindi dobbiamo essere orgogliosi di avere questa eccellenza. Per quanto riguarda la partnership con Mare Vivo è fondamentale perché viviamo in un'epoca storica in cui il nostro pescato, la nostra risorsa marina sta subendo dei gravi danni dovuti al calo del pescato, danni dovuti all'inquinamento, e quindi naturalmente la funzione educativa di Mare Vivo, che è un partner certificato a livello nazionale, è di fondamentale importanza. Comandante, che valore attribuisce alle campagne di sensibilizzazione che riguardano soprattutto i ragazzi in favore della tutela della biodiversità marina? Si tratta di iniziative assolutamente apprezzabili, alle quali devo dire partecipo sempre molto volentieri, in particolare quando sono coinvolti i ragazzi delle scuole, perché come ho sempre ribadito operare per l'ambiente, ciascuno per le proprie competenze, è fondamentale, però è altrettanto fondamentale, se non più importante, creare una rete sinergica tra istituzioni, associazioni, volontariato, per far sì che nasca una vera coscienza ambientalista che coinvolga a 360 gradi tutta la società, perché solo così le singole azioni, seppur sinergiche, possono raggiungere un risultato efficace ed importante. Un importante incontro si è tenuto tra la direzione generale dell'ASP di Agrigento e i rappresentanti della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i medici di famiglia e i servizi di prevenzione dell'ASP. All'incontro hanno partecipato il direttore generale Giuseppe Capodieci, il direttore del Dipartimento di Cure Primarie Ercole Marchica, la direttrice dell'UOC Cure Primarie Adriana Faro, la direttrice dell'unità screening Angela Matina, il segretario generale provinciale Vincenzo Carità e il vice segretario provinciale del sindacato Gianni Calcara. Durante la riunione è stato ribadito il ruolo strategico dei medici di medicina generale nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce, con particolare riferimento agli screening oncologici. I medici di famiglia, grazie al rapporto diretto e fiduciario con i cittadini, saranno i protagonisti attivi nella diffusione e consegna del kit per la rilevazione del sangue occulto nelle feci, strumento semplice e di grande efficacia per la diagnosi precoce del tumore del colon retto, nella sensibilizzazione della popolazione alla partecipazione ai programmi di prevenzione. Passiamo allo sport. L'Agragas disputa la gara interna con lo Scilchia d'Aragona e Casteltermini perde a tavolino la partita con l'Alcamo, l'Empedoclina e il Cianciana avanti in Coppa Sicilia. I risultati di terza categoria, quanto ci propone puntualmente il collega Carmelo Lentini. Agragas Ciclin programma domenica prossima 16 novembre per l'ottava di andata e valevole per il campionato di promozione Girone D, si disputerà allo stadio Totorusso di Aragona e si inizierà a giocare a partire dalle ore 15. Lo ha ufficializzato con un proprio comunicato la LND Sicilia. Tutto questo perché lo stadio Seneto è attualmente sottoposto a lavori di ristrutturazione. Intanto c'è una novità sempre di promozione, però riguardante il girone A. Infatti sono stati assegnati d'ufficio a tavolino i 3 punti all'Alcamo in merito alla sesta gara di campionato, disputato al Catella contro il Casteltermini, e gara terminata sul rettangolo di gioco con il risultato di 1-1. Infatti è risultata irregolare la posizione del calciatore castelterminese per Luigi Tirrito, in quanto avrebbe dovuto scontare una giornata di campionato. Scende dunque di posizione il Casteltermini, che scala di classifica, ma sale 2 punti l'Alcamo, che raggiunge quota 18 e si posiziona a 2 punti dalla vetta occupata dal duo agrigentino Aragona-Cemini. Ma ancora non è finita, perché, attenzione, la compagine alcamese deve recuperare una gara con il Terrasini Mundi e in caso di vittoria andrebbe a conquistare il vertice della classifica. Ed ora un paio di risultati di Coppa Sicilia che hanno interessato le agrigentine. Il Cianciano ha superato il Ribera per 1-0 e l'Empedoclina invece ha pareggiato con il Real Gela per 3-3. Sia il Cianciana che l'Empedoclina accedono al turno successivo di Coppa Sicilia. E concludiamo con la terza categoria.
La corsa dello Sporting Agregas si infrange a Favara con il Real. Adesso cambia la classifica generale dopo 3 giornate e da condurre la graduatoria a punteggio pieno è proprio la squadra favarese con 9 punti. Ma ci sono stati anche altri risultati che hanno rimodulato la nuova classifica. Ma vediamo nel dettaglio quali sono stati i risultati. Il Burgio ha battuto l'Atletico Gattopardo 3-2. A Sant'Angelo Muxara è passato il Pro Ribera per 2-1. Ponte di Ferro e Atletico Burgio, gara terminata in parità 2-2, mentre l'Atletico Agrigento ha vinto 3-1 sul campo del Real Castelterminese. Real Favara, come detto prima, ha superato lo Sporting Agregas 2-0, mentre Canicattì Camastra non si è disputata. In Coppa Sicilia il Cienciana supera Ribera per 1-0, l'Emedoclina invece pareggia con il Real Gela per 3-3 ed entrambe superano il turno. La corsa, ora parliamo della terza categoria, la corsa dello Sporting Agregas si infrange a Favara con il Real, adesso cambia la classifica generale e a condurre la graduatoria a punteggio pieno è proprio la squadra favarese con 9 punti. Ma ci sono stati anche altri risultati che hanno rimodulato la nuova classifica. Infatti questi risultati li vediamo ora nel dettaglio: Burgio Atletico Gattopardo 3-2, Muxar Pro Ribera 1-2, Ponte di Ferro Atletico Burgio 2-2, Real Castelterminese Atletico Agrigento 1-3, Real Favara Sporting Agregas 2-0, Canicattì Camastra non si è disputata. Ancora siamo alla terza giornata e molte squadre si ritrovano in pieno rodaggio. Il calendario è abbastanza lungo e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Il prossimo turno riserva scontri molto impegnativi e interessanti, su tutte ad esempio Sporting Agregas e Canicattì, un derby avvincente, tutto da seguire. Poi ci sarà Pro Ribera Real Favara, Atletico Gattopardo Muxar, Atletico Agrigento Burgio, Atletico Burgio Real Castelterminese e infine Camastra Ponte di Ferro. Bene, questo è tutto per la edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia per chi ha le Smart TV sul canale 268, in streaming sul video televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre potete visualizzare i nostri servizi sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.